Allora, benvenuti, questa è la 21esima edizione del Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli, tutto un po' vecchio. La scuola quest'anno fa i 30 anni, il festival ne fa 21, l'impianto del comune, anche quello ai suoi anni, infatti faceva le bizze, se avete fatto caso è saltato un paio di volte, e siccome è tutto un po' vecchio, noi abbiamo deciso di fare una cosa nuova quest'anno. In 30 anni la scuola non ha mai fatto un concorso per musicisti e abbiamo fatto una cosa nuova e una cosa vecchia. La cosa vecchia è che siamo tornati all'inizio, cioè il primo anno di direzione artistica della scuola di musica popolare era dedicato alla musica italiana e quest'anno, dopo aver fatto il giro, al 21esimo abbiamo deciso di tornare alla musica popolare italiana. Questa è la cosa vecchia. La cosa nuova, dicevo, è il concorso. Quest'inverno sono stato contattato da un importante festival dedicato a dei antichi cantori, un festival che si chiama Liucci, che è a Cutrufiano Lecce, che mi hanno chiesto di stare in una giuria in un concorso che facevano loro e hanno chiesto anche al MEI di Faenza, che è il più importante festival di musica indipendente italiana, e hanno partecipato anche loro. Hanno detto: se ci fate il favore, ci fa piacere se state in giuria. Beh, io ho detto sì, però potremmo anche collaborare, cioè se lavorate su gruppi molto giovani a noi interessa, perché ci interessa, siccome siamo un po' vecchi, vedere cosa gira di nuovo e di giovane. Per cui abbiamo scelto per la prima volta nella storia della scuola di partecipare a un concorso e di sceglierci fra i partecipanti a questo concorso un gruppo che andasse per il bene per il nostro festival e che rappresentasse non tanto la musica popolare italiana in senso stretto, ma la nuova musica acustica italiana, che molto è influenzata dai suoni e dalle idee del popolare e dall'uso anche della lingua. Tant'è vero che il gruppo che si esibirà per primo stasera, il secondo gruppo ve lo presenterà poi l'altro Marco, l'altro direttore artistico, è un gruppo che l'anno scorso è stato finalista al Premio Parodi in Sardegna, al Premio Andrea Parodi, che è uno dei più importanti concorsi per la nuova canzone italiana, soprattutto in lingua, e loro hanno partecipato da sardi, con brani sardi, e noi sono piaciuti tanto e li abbiamo selezionati e abbiamo deciso di premiarli. Quindi intanto li chiamo sul palco e vi chiedo un applauso. Si chiamano Tranas. Cagliari, Forlimpopoli, Cagliari in 2 giorni, già è un bel sacrificio, io sono contento che abbiano voluto farlo. Seconda cosa nuova, no, in realtà non è tanto nuova. Voi sapete che tutti i festival d'Italia ci sono i direttori artistici che coinvolgono lavorativamente segretarie e vallette, di solito molto belle, a cui promettono lauti compensi, facilità di ingresso nel mondo dello spettacolo e un grande e radioso futuro. E in cambio ci provano, fanno delle avance sessuali e queste cose qui. Di solito l'anno dopo la valletta cambia. Per cui io, per consegnare il premio, chiamo la mia valletta, quella a cui farò avance sessuali probabilmente prima della fine del festival, a portare sul palco il premio 30 anni suonati della scuola di musica popolare. La valletta. Fotografia, Telecamera, siamo più evoluti anche la telecamera. Fra chi? Fra i 2 marchi? Decidi di spostare. Tutti assieme appassionatamente. Grazie, è stato commovente. Valletta, dai almeno il bacio, voglio dire, cioè, fai qualcosa, per cosa ti pago? Per cui, dopo questo squalido scenetta,
Quello è Marco Tadolini, l'altro 50% della direzione artistica del Festival di Musica Popolare. Io vi lascio al concerto coi Tramas. Buona serata.